Allora, eccoci in studio. Allora, dicevamo, sarebbe forse giusto fare i nomi di coloro che insomma hanno compiuto queste irregolarità e in qualche modo danneggiano anche quella parte sana della categoria. Sindaco Cazzavara, secondo lei forse sì, sarebbe giusto? Io credo che sia giusto, insomma noi stiamo aspettando il concludersi delle indagini che pare possano avere anche un proseguo dal punto di vista penale, per poi, se sarà nostro compito, dare visibilità a quelli che sono i nomi, ma dire anche realmente le dimensioni di quello che è successo, perché i nomi bisogna cercare anche di dimensionare la cosa per quella che è stata, perché credo che possa essere il vero modo per iniziare un periodo di tutela dell'utente, che è quello che ci preoccupa di più. Credo che tracciando un percorso insieme con la Capitaneria di Porto, che io auspico continui anche durante tutta l'estate a fare questi controlli con i NAS, con tutti quelli che da sempre frequentano la nostra località, perché non è che fino ad oggi non ci sono stati controlli nel nostro territorio, si possa effettivamente dare sicurezza e tranquillità a chi sceglie Jesolo, ma per far questo bisogna colpire anche quelli che non si comportano in maniera corretta, e colpirli solo dal punto di vista amministrativo con una sanzione di 3-5 mila euro, anche di 10 mila euro, non è sufficiente rispetto al danno di immagine che creano complessivamente. Tenente Tognazzoni, i nomi non si possono fare? Beh, nomi ovviamente no, perché ci sono sempre delle indagini in corso e ovviamente non è possibile mettere, diciamo, al pubblico bando il trasgressore, ma non in questo caso di Jesolo, ma nemmeno nei casi precedenti, come ripeto, se no i nomi li avremmo potuti fare anche nei controlli fatti nel periodo invernale e allora sarebbe il giornale tutto pieno di nomi. Però ecco, queste indagini sono sempre riservate, ovviamente, come ripeto, i nostri controlli andranno avanti come appunto a Caschino sicuramente. E starà appunto nel proseguo dei controlli magari vedere che questa situazione è solo stata una situazione particolare, forse legata all'apertura della stagione, forse legata all'apertura di qualche hotel nella generalità. E infatti praticamente ora con il periodo estivo sicuramente i controlli saranno ancora più fitti, ancora più... Quindi state attenti, mi raccomando.